Oggi è la seconda giornata che organizza la Regione Sardegna per una riflessione, un tavolo per le questioni sulla migrazione. Che cosa ci puoi dire? Ma è un tavolo composto da tanti tavoli, intorno al quale sono sedute le rappresentanze delle istituzioni, delle organizzazioni, del privato sociale, dell'utenza, dei mediatori, che stanno affrontando il problema dei flussi migratori non programmati. Lo stanno affrontando con grande consapevolezza, mettendo insieme come in un puzzle, in fondo, i diversi punti di vista, i diversi osservatori. Sono tutti osservatori privilegiati, hanno tutti qualcosa da dire di molto importante e non si perde certamente di vista anche quella che è l'opinione pubblica, che sono le opinioni che circolano fra la cittadinanza, sui social network. C'è un po' tutto intorno a questi tavoli, si sta cercando veramente di vedere il problema nella sua complessità. Sì, sappiamo che è molto complesso perché vi trovate tra un martello e l'incudine, nel senso che c'è la popolazione locale, c'è molto populismo oggi, chi arriva, che ha bisogno, sicuramente le politiche stanno facendo la loro per almeno soddisfare entrambe le parti. Sì, il rischio è sempre quello di mettere, lo si diceva poco fa in uno dei tavoli ai quali sto partecipando, il rischio è quello di mettere i poveri contro i poverissimi. Allora è importante ovviamente sostenere chi arriva fuggendo da paesi in cui la povertà la fa da padrona, insieme con le guerre e con altri eventi terribili, però è anche molto importante sostenere le povertà che vengono a costruirsi qui, a crearsi qui, che colpiscono i nostri cittadini. Grazie dottoressa, ringraziamo la Regione per queste riflessioni, questi momenti, perché serve per la popolazione, serve a tutti per sensibilizzare, per far realmente conoscere la realtà e comunque insieme fare quello che chiamiamo sempre l'interazione. Grazie. Grazie a voi per la sensibilità. Mi chiamo Cleofas Adrien Dioma, sono il coordinatore del gruppo di lavoro Migrazione e Sviluppo al Ministero degli Affari Esteri. Perfetto, di che cosa si occupa questo gruppo? È un gruppo di riflessione creato dal Ministero per riflettere sul ruolo della diaspora nella cooperazione internazionale. Posso chiedere di che cosa si occupa? Ci sono dei progetti che fate? Abbiamo come compito di elaborare delle strategie per portare i migranti a essere protagonisti nel mondo della cooperazione. Quindi abbiamo presentato un progetto che si chiama il Summit delle Diaspore, che è un percorso di 7 incontri territoriali in diverse città. Saremo anche a Cagliari, dove andremo a confrontarci con le comunità straniere, presenteremo una nuova legge sulla cooperazione internazionale, chiederemo loro come si vedono dentro per poter elaborare un documento che porteremo a novembre al Summit, che sarà un momento di incontro, confronto con la politica, le diaspore, le ONG, per definire insieme una roadmap che potrebbe aiutare le comunità straniere a partecipare alla cooperazione internazionale. Volevo chiedere, secondo lei cosa si può fare come un'alternativa per queste persone, nel senso per evitare le tragedie che succedono, le tragedie del mare, la morte soprattutto? Farò una bellissima provocazione, direi aprite le frontiere, chiaramente sul piano politico non funziona, quindi ma bisogna lavorare per organizzare un'immigrazione consapevole, per permettere ai ragazzi di poter venire qua senza dover affrontare questi viaggi difficili e morire. L'Italia in questo ha qualcosa in più, perché sono i corridoi umanitari creati da 7 realtà italiane come la comunità di Sant'Egidio, che sta cercando di portare tantissimi immigrati in Italia secondo una modalità
ufficiale, legale, per permettere che non arrivino qua camminando nel deserto, affrontando la morte. L'altra cosa chiaramente è la cooperazione internazionale, ma sta cercando di prendere quella strada, deve vedere il continente africano non soltanto come una realtà nella quale andare a aiutare basta, ma andare anche a sviluppare. Il sviluppo parte dalla creazione di lavoro, il lavoro parte dalla creazione di impresa, l'impresa parte dall'incontro che possono essere tra imprenditore italiana, imprenditore africana e la diaspora, che può essere un elemento di mediazione, di accompagnamento di questi progetti imprenditoriali tra l'Italia e i paesi di provenienza dei migranti. La Sardegna che accoglie. Allora, quali sono le riflessioni che il tavolo, che cosa si è emerso? Le cose che sono emerse sono varie, dalle difficoltà che ci sono da parte degli operatori a quelle che sono le difficoltà da parte delle amministrazioni. Secondo noi ci sono due atteggiamenti che sono entrambi sbagliati. Uno, che l'accoglienza non dà problemi. In realtà accogliere è difficile per chi arriva ed è difficile per chi deve svolgere questo compito. E l'altro atteggiamento, che è molto stupido, molto chiuso, è quello di dire che non si vuole nessuno. Sono due atteggiamenti che sono uguali e contrari e sono entrambi sbagliati. Le difficoltà si affrontano, ciascuno deve fare la propria parte. Le comunità e anche le persone che arrivano come ospiti, che fuggono dalla fame, dalla guerra e da qualunque altra calamità che avviene nei paesi di origine. Ma secondo voi siamo abbastanza attrezzati per l'accoglienza? E non soltanto sulle strutture, anche le risorse umane per magari far fronte a questa situazione che sta continuando e non è più un'emergenza, è proprio una realtà. No, per un periodo troppo grande noi ci siamo abituati a dire che non ci dovevamo attrezzare, che intanto passava. In realtà è una cosa che non passa e quindi bisogna crescere, bisogna attrezzarsi sia dal punto di vista delle risorse umane che dal punto di vista, diciamo, della capacità delle amministrazioni e delle comunità a farsi comunità accoglienti. Noi diciamo che lo possiamo fare con piccoli numeri, non in strutture grandi ma in strutture piccole, in case di civile abitazione, in modo che le migrazioni siano vissute e siano un elemento delle comunità e un elemento, diciamo, della normalità nella vita delle persone. Quindi questo è molto importante, si parla molto dell'accoglienza diffusa, quindi si cerca di non contare sui numeri, però cercare di dare possibilità anche alle famiglie di conoscere direttamente e di interagire direttamente con gli immigrati. Questo sicuramente è una bella cosa. Sì, è lo sforzo che dobbiamo provare a fare. In Sardegna ci sono 377 comuni, noi pensiamo che se i numeri sono piccoli ogni comunità può farsi carico di un piccolo pezzo del problema, aiutare a risolverlo, aiutare a migliorare la qualità della vita di chi arriva e a non creare troppe difficoltà a chi vive già un momento di difficoltà all'interno delle nostre comunità. Noi diciamo che non bisogna alimentare la guerra tra poveri e poverissimi. Bisogna invece creare un'alleanza tra le povertà che esistono nelle nostre comunità e le povertà che arrivano da altre situazioni. Siamo tutti esseri umani, lo dobbiamo fare con intelligenza, con serietà e non nascondendo neanche i problemi, perché accogliere uno strumento difficile e bisogna che ci sia la volontà da parte di tutti non basta solo il cuore, bisogna anche avere l'intelligenza certe volte. Grazie per quello che ci hai dedicato, quindi noi anche facciamo tutto, tutti quanti ci mettiamo perché si può fare e l'immigrazione non è un ostacolo allo sviluppo, è una ricchezza. Grazie.